Benvenute e benvenuti alla puntata settimanale di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi per esplorare insieme il benessere, la salute olistica e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possono aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Vi invito anche al nostro podcast, dal quale potete ascoltare le puntate di Equilibri Umani in Amazon Music, Spotify, YouTube Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Deezer e Heart Radio. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Iniziamo allora subito con il sommario e i temi che tratteremo. Miti e verità sulla vitamina C. Single per scelta dopo i 50 anni, alla ricerca della solitudine consapevole. Essere capiti, la chiave di ogni relazione che funziona. Il pericolo delle truffe romantiche, come riconoscerle e proteggersi. Le 100 strade più belle d'Italia, un viaggio tra storia, cultura e paesaggi. Job hopping, cambiare lavoro per crescere. E poi Sanremo 25, una collezione unica che racconta la storia della musica, della radio e dell'arte attraverso 8 opere di Alessandro Castagna. Ospite Claudio Umu Bizzotto, agricoltore biologico. La vitamina C, nota anche come acido ascorbico, è un micronutriente fondamentale che svolge un ruolo cruciale nel mantenere il nostro corpo sano. Vediamo alcuni miti e verità su questa vitamina essenziale. La vitamina C è un micronutriente fondamentale per numerose funzioni del nostro organismo. Essa contribuisce alla sintesi del collagene, una proteina essenziale per mantenere pelle, tendini, legamenti e vasi sanguigni sani, oltre a facilitare la riparazione delle ferite e la formazione di tessuti cicatriziali. La vitamina C supporta anche la salute delle ossa, delle cartilagini e dei denti e migliora l'assorbimento del ferro proveniente dagli alimenti vegetali. Un altro ruolo fondamentale della vitamina C è il supporto al sistema immunitario. Grazie alle sue proprietà antiossidanti neutralizza i radicali liberi, molecole instabili che danneggiano le cellule, lo sappiamo bene, e contribuiscono all'invecchiamento e a malattie come il cancro e le malattie cardiache. Inoltre è coinvolta nella produzione di neurotrasmettitori che aiutano la comunicazione tra le cellule nervose. Il corpo umano non può produrre vitamina C, quindi deve essere assunta attraverso la dieta o integratori. La quantità giornaliera raccomandata di vitamina C varia in base all'età, al sesso e alla fase della vita. Sebbene la vitamina C sia generalmente sicura, un'assunzione eccessiva superiore ai 2000 mg al giorno può causare effetti collaterali indesiderati. I più comuni sono nausea e crampi addominali. La vitamina C e prevenzione del raffreddore, ecco, è un altro tema molto importante. L'idea che la vitamina C possa prevenire il raffreddore è diffusa, ma la ricerca ha in gran parte confutato questo mito. Sebbene l'assunzione regolare di vitamina C non riduca la probabilità di contrarre un raffreddore, ci sono alcune prove che suggeriscono che possa ridurre leggermente la durata dello stesso o lenire la gravità dei sintomi. E poi il legame tra vitamina C e la salute del cuore, che è ancora oggetto di studio. Alcuni studi, infatti osservazionali, suggeriscono che un'assunzione elevata di vitamina C, soprattutto da frutta e verdura, possa essere associata a un minor rischio di malattie cardiovascolari e ictus. Tuttavia, le prove cliniche sui benefici degli integratori di vitamina C per prevenire o ridurre queste malattie cardiache non hanno ancora dato una conclusione, vengono definite inconcludenti. La vitamina C offre numerosi benefici, tra cui ancora sulla funzione immunitaria come antiossidante, aiuta a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e a potenziare le difese naturali dell'organismo. Per la salute degli occhi è associata a una minore incidenza di cataratta e a un rallentamento della progressione della degenerazione maculare legata all'età. La vitamina C è anche abbondante in molti frutti e verdure. Le principali fonti, diciamocelo insomma, includono la frutta come gli agrumi classici, arance, pompelmi, limoni, frutti di bosco, fragole, lamponi e mirtilli, frutti tropicali anche come kiwi, mango e papaya, meloni e pomodori. Per le verdure abbiamo le crucifere, broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiori, i peperoni, le verdure a foglia verde come spinaci, cavoli e rape e patate dolci.
Per ottenere il massimo dalla vitamina C nella dieta, considera questi suggerimenti. Intanto consumare frutta e verdura fresca. La vitamina C è più concentrata negli alimenti freschi e crudi. Poi una cottura delicata, cuocere a vapore preferibile rispetto alla bollitura, che riduce il contenuto di vitamina C. Evitare l'esposizione prolungata alla luce degli alimenti. Il contatto prolungato con la luce e la conservazione possono ridurre i livelli di vitamina C abbastanza significativamente. La vitamina C è fondamentale per il benessere del nostro corpo, con effetti positivi sulla salute immunitaria, cardiovascolare degli occhi e sulla prevenzione di alcune malattie croniche. Assicurati quindi di includere nella tua dieta alimenti ricchi di questa vitamina, appunto come frutta e verdura fresche, per beneficiare delle sue proprietà antiossidanti e di supporto al sistema immunitario. Ed ora il nostro ospite è un vero agricoltore con un amore smisurato per la terra. Nel 1984, insieme alla moglie Antonella, ha fondato il progetto Verde Vivo, coltivando ortaggi, frutta e cereali senza l'uso di prodotti chimici. Ma non ha fatto solo questo. Ascoltate la sua storia. Claudio Bizzotto, agricoltore biologico. Grazie Claudio di essere con noi e di dedicarci un po' del tuo tempo. Bene, allora Claudio, tu nell'84 insieme a tua moglie Antonella hai fondato il progetto Verde Vivo, coltivando ortaggi, frutta e cereali senza l'uso di prodotti chimici. E adesso poi stai naturalmente portando avanti il tuo lavoro con i tuoi figli e parallelamente hai sviluppato un forte impegno ambientale e artistico. Infatti nel 2012 hai avviato la Cospirazione della Speranza, piantando alberi in tutta Italia. Nel 2013 hai cofondato il movimento Terra Chiama, promuovendo la sovranità alimentare e la land art, e sei vicepresidente dell'associazione Aria per la tutela dell'ambiente. Quindi un impegno a 360 gradi. È così? Sì, faccio quello che posso assieme a tanti amici, per fortuna. Certo, sembra che insomma tu faccia davvero tanto per l'ambiente e soprattutto per l'agricoltura. Allora ecco, ti chiedo, tu vieni da esperienze varie e passate, ma cosa ti ha spinto ad avvicinarti al mondo dell'agricoltura biologica? E se è stato immediato il passaggio, cioè avvicinarti immediatamente all'agricoltura biologica, o se prima hai lavorato in un altro modo? Allora, io devo dire che sono figlio di contadini Mm. di 3-4 generazioni Però. precedenti. Prima erano braccianti, mezzadri, e poi con le leggi agrarie, con la riforma agraria, hanno Sì. comprato un pezzo di terra dove tuttora vivo io e lavoro. E però non avrei mai pensato di fare il contadino, non era nei miei piani. Ho fatto il liceo classico e poi ho fatto l'Istituto Superiore di Educazione Fisica. E è successo qualcosa di strano, cioè di eccezionale, quando ho deciso di disobbedire ad una legge, Mm. che era quella del servizio obbligatorio militare, e al posto del servizio militare ho fatto obiezione di coscienza, quindi un servizio civile per 20 mesi. Ed è stato in quell'ambito che discutendo con i colleghi, diciamo, obiettori, si parlava di pace, si parlava di sviluppi sostenibili, si parlava di agricoltura biologica, che ancora erano due termini molto, molto sporadici, molto Immagino. rari. E all'inizio io sono stato molto scettico perché da bambino in famiglia ho vissuto la cosiddetta rivoluzione verde, cioè l'avvento di quell'agricoltura ad alto input energetico, con cimi chimici di sintesi, l'avvento dei diserbanti, l'avvento degli antiparassitari da laboratorio. E quindi dicevo ai miei colleghi, voi non vi rendete conto di cosa significa ritornare Sì. a lavorare la terra in un altro modo, insomma, nella maniera precedente. Però è come se si fosse depositato qualcosa, un seme, un tarlo,
che che è germogliato, insomma, a un certo punto ho detto alla mia futura moglie, e se facessimo una pazzia? Mh. Perché era una Sì, specie di sfida, no? Che sì. non si trattava semplicemente di ritornare al passato, Mh. si trattava di evolvere un Esatto, pensiero, una manualità e un rispetto che avevano migliaia di anni. assolutamente. E Ecco, e quindi abbiamo quindi hai cominciato questa fatto avventura facendo delle cose pazzesche, perché io non avevo mai, cioè da piccolo sì, sì, dovevo seguire i miei genitori a fare tutti i lavori, mentre i miei immagino. coetanei, no, andavano all'oratorio, giocavano a pallone. Essere Sì. figli di contadini negli anni 60 voleva dire essere un po' sacrificati, Eh sì, era perché faticoso. trovavano Eh. sempre il modo di farti fare qualcosa, no? Quindi io sono fuggito, ho vissuto 8 anni in collegio, che sono stati gli anni più meravigliosi e spensierati della mia vita, E però po appunto via via via. Ma poi c'è stata questa eh, chiamata, cioè chiamata. mi sono chiesto, ma Sì, perché io sono nato lì? E cosa mi sta sì, dicendo il momento presente, no? Questo posto, questo luogo può essere, mi è consegnato, cioè c'è qualcosa che io posso fare per questo luogo, per questo posto, certo. quando tra l'altro tutto attorno già si cominciava a vedere l'aggressione, no, della periferia, dei centri commerciali, eccetera, eccetera. Assolutamente. E quindi insomma come descriveresti questo rapporto che si è creato tra te e la terra, in una maniera diciamo un po' più oltre che appunto immagino che sarà stato un recupero anche un po' faticoso, perché se l'agricoltura va nel verso delle grandi pezzature di terreni coltivati eccetera, tu sei tornato indietro però ragionandoci sopra, quindi come si è sviluppato poi questo rapporto con la tua terra? Allora, intanto cominciamo col dire che io mi sono dato un nome, Mh. come i nativi, Ecco, infatti poi che te è l'avrei chiesto, Humu, dimmelo. no? Umu. Humu, che è ablativo di humus, vuol dire Sì. terreno fertile, e significa in latino nella terra. Io sono Vabbè. nella terra, humu. E, e poi la prima cosa che ho fatto è stato sovvertire Mh. la catastrofe che era successa nella mia azienda. Cioè, cosa era successo con la Mh. rivoluzione verde? Che per far posto a grandi estensioni di mais, grandi prati, grandi coltivazioni di Sì, cereali, si era tirato via tutte le alberature, tutte le siepi. Io, quando ero bambino c'erano i filari dei gelsi perché coltivavano anche i certo. bachi da seta, cioè si faceva tutto Tutto. nell'azienda Sì, storica, no? Il tabacco. addirittura, cioè Eh, pazzesco. e quindi la prima cosa che ho fatto nel momento in cui mio papà ha detto ok, vai, ho piantato alberi dappertutto. Ho piantato siepi campestri e quindi ho cercato di ricreare un luogo anche per i miei compagni di ventura, che sono i veri collaboratori, i veri lavoratori della terra, gli insetti, gli uccelli, i microrganismi, no? I lombrichi. Quindi di ridare, riconsegnare alla biodiversità quello che non può essere solo nostro. No, Cioè noi assolutamente. viviamo in una comunità, non ci pensiamo, no? Noi pensiamo noi uomini ci dobbiamo salvare, noi uomini Mh. abbiamo il diritto di sterminare i parassiti, le specie, di concentrarle in una stalla, di Sì, macellarle in un certo modo, eccetera, eccetera. E non pensiamo che siamo qui perché miliardi e miliardi di altri esseri hanno costruito questo luogo, no? E lo hanno assolutamente. fertilizzato, lo hanno vitalizzato e tuttora lo fanno. Assolutamente, hai detto una cosa bellissima perché noi siamo ospiti, io lo dico, noi qui siamo ospiti in questo pianeta che è meraviglioso, però mi sa che il modo per devastare qualcosa lo troviamo sempre. Tu
sei partito e appunto racconterai in questa tua conferenza di questa sera quello che è il manifesto del contadino impazzito, che quando l'ho letto non avevo colto la cosa, poi sono andata a vedermelo, ho visto che tu l'hai preso questo scritto da Wendell Berry e allora ti chiedo cosa ritrovi in questo manifesto, perché hai voluto portarlo per questa serata? Eh, C'è tanta roba, que- è tantissima, infatti l'ho letto questo- bene. questa è una pagina, Sì, guarda. però ha una Io l'ho densità, stampata, poi la metterò sotto la tua intervista. ha una densità pazzesca. Wendell Berry era un insegnante universitario, Mm, è ancora vivo, un insegnante universitario che ha scritto tantissimi libri, tra cui Il corpo e la terra, mm, dove fa questo parallelo, no, tra noi esseri umani, no? sì, Il corpo di noi esseri umani e il corpo della terra, e questo matrimonio che ci dovrebbe essere, questo scambio continuo, questo rispetto profondo. Ed è stato, quando mi sono imbattuto su quello, ho mm, deciso sì, che avevo trovato quello, il mio posto. E, il mio posto che è esattamente, oltre al mio nome ho un animale totem, mm. che è il lombrico. Ah, E il vabbè, mio compito, cioè la mia eh, missione, e credo quella di tutti gli uomini e di tutti gli esseri che camminano sulla terra, è fare come il lombrico che attraversa la terra e si lascia attraversare dalla terra. mm, Quindi in una sorta di respirazione, no? E espirazione, inspirazione, uno scambio continuo, no? Con come si può dire, con una devozione certo, per la complessità, per la ricchezza, con una gratitudine per l'abbondanza che abbiamo, no? Noi viviamo in un'era di scarsità, sembra mm, che ci manchi tutto, no? Abbiamo tutto, ma sembra sì. ci manca soprattutto il futuro, abbiamo il terrore del futuro. E invece siamo nell'abbondanza, peccato che è mal È ripartita. mal ripartita, certo. E quindi Wendell Berry poi ha cominciato a fare semplicemente delle conferenze, e fino a che ha detto basta, non voglio più fare il professore universitario. Mm, Con sua moglie si è preso una casetta in campagna e si è messo a fare il contadino. E tuttora lo fa. E, la cosa che più mi ha sconvolto di questo scritto è l'ultima frase, che non viene mai tradotta giustamente, perché in inglese fa practice resurrection. e infatti. Di solito viene tradotto pratica la meditazione, Mm. cerca di rinascere. No, vuol dire pratica la resurrezione. E infatti, ti dico, ti confermo perché io l'ho cercato, siccome io sono una che si intesta sulle cose, ho cercato 2 o 3 traduzioni e non sono, quella che tu utilizzi è pratica la resurrezione, qualcun altro ha detto in qualche altro Sì, modo, sì. è vero. E Mm, come mai, come mai? Cosa significa allora, secondo Wendell Berry, questa cosa frase? significa? Cosa significa? È una domanda sulla vita, secondo me, sulla vita, sulla morte. C'è un altro personaggio molto, che è stato molto importante per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, che è stato Masanobu Fukuoka, Mm? un Certo. giapponese, che ha scritto La rivoluzione del filo di paglia, che diceva: nella natura c'è la vita e la morte, Mm. e tutto è pieno di gioia. Nell'umanità si vede solo la morte, la mancanza, Mm. e tutto è di una tristezza e di una paura incredibile. Praticare la resurrezione non è una cosa che ha a che fare, secondo me, con l'altro mondo, no? Mm. Quando moriremo. È stato molto, molto fecondo Wendell Berry a usare quel termine, perché la risurrezione è una chiamata continua
ad essere vivi certo. e a non aspettarsi che qualcuno risolva i tuoi problemi, Sì, a non sì. delegare al politico, a non delegare allo specialista, no? C'è un'altra un altro bel pensiero al proposito, che è di Wisława Szymborska, una Ah, certo, poetessa grande polacca, poetessa, certo. che dice morire quanto necessario Mm. senza eccedere, rinascere ogni volta da ciò che si è salvato. Questa è la risurrezione. Ma sì, Cioè, grazie, mi hai ricordato. accettare i propri limiti, Sì, ma essere sempre pronti a credere, cioè non credere per fede. Abbiamo un pozzo infinito all'interno nostro, no? sì, Il potere sta tentando in tutti i modi di farci credere il contrario, no? certo. Che il singolo non può fare niente. Invece ogni essere è decisivo, Sì, dall'ombrico all'albero sì, all'uomo. sì. La responsabilità, La la responsabilità, responsabilità l'abilità di di rispondere, no? rispondere, Ce certo, l'abbiamo tutti tutti, ce non l'abbiamo, è che sì. ci vogliono disabili. Esatto, e quindi ci vogliono più Claudi Bizzotto. No, Ma sai che leggevo, adesso ti chiedo l'ultima cosa, poi ti lascio andare, ma leggevo di questa crescente preoccupazione adesso che c'è riguardo all'OGM e agli ultimi dati che sono usciti, ne dovremo parlare credo nella prossima puntata di Equilibri Umani. Ma come mai siamo ancora a questa preoccupazione? È come se ci fosse questa paura che il cibo geneticamente modificato sia pericoloso, però lo lasciamo prosperare, va bene, magari noi in Europa un pochino meno, però come siamo messi dal tuo punto di vista rispetto a questo tipo di colture? Terra Chiama, il Mm? movimento che tu hai Sì. citato, è nato da una campagna di sensibilizzazione e di informazione riguardo agli organismi geneticamente manipolati, Mm. che di solito si traduce Sì, organismi geneticamente modificato. modificati, Sì. no? È sbagliato. Manipolati, cioè un organismo si modifica geneticamente sempre, in continuazione. L'evoluzione è la Mm. dimostrazione, no? Manipolare significa un'altra cosa. Significa che l'essere umano mette mano alla genetica quanto può, adesso sul DNA, sulle Sì. catene, no? Interne, e taglia, cuce, Sì. cerca di tirar fuori la perfezione. E questa è la chimera, no? Mm. E, però trascura un fatto determinante, e cioè il fatto che la natura si modifica geneticamente in tempi molto lunghi. E questi tempi lunghi sono quelli che garantiscono a quello che viene fuori Certo. di coesistere, no? Di non essere un Sì. corpo estraneo che va Sì. a rovinare un habitat, a far sparire una specie, ad avvelenare una Sì. serie di animali. Eh, allora, finché noi facciamo questi esperimenti dentro una stanza, vabbè, giocate. Mm. No? Sì. Ma quando li mettiamo nell'ambiente, i pollini, gli atomi, i Sì. funghi che viaggiano, fanno tanta strada. E questi percorsi artificiali che sono stati creati non hanno avuto il tempo di confondersi con l'esistente e diventano molto aggressivi. C'è Assolutamente. un'altra cosa da ricordare riguardo agli organismi geneticamente manipolati. Ce li hanno venduti Mm. come un, un, come si può dire, come una Una soluzione soluzione. per la nostra salute, perché Sì. sono più nutrienti, sono più resistenti, Mm.
servono meno, sono più performanti, Certo. quindi servono meno concimi, meno antiparassitari, meno diserbanti, Mm, meno veleni. mm. È vero il contrario. Cioè gli organismi geneticamente modificati sono stati fatti per resistere di più agli erbicidi. Perché quando io uso un erbicida su una coltura, la deprimo, anche lei, cioè tu pensa Certo, cosa vuol beh, dire, no? Io immagino. butto un defoliante che è stato specificato per quella coltura, tutte le altre erbe, molte delle altre erbe muoiono, vengono disseccate, Mm. ma anche questa coltura subisce uno stress. Assolutamente. Quindi io devo dare più concimi, eccetera, eccetera. No, Sì, allora, li ho visti fare così. il fatto, la verità è che sono stati fatti proprio perché si possa aumentare la dose di erbicidi, si possa aumentare a dismisura anche determinati antiparassitari di sintesi, e Quindi, è chiaro che questo avviene in un contesto in cui c'è la privatizzazione delle sementi. mm, Quindi le sementi vengono certo. brevettate, e chi le può brevettare? Dei grandissimi gruppi. Sì. Con le sementi quei gruppi costruiscono i concimi, costruiscono gli antiparassitari, Giustamente, perché è tutto ok? Raccolgono i prodotti e li portano in giro per il mondo e producono i farmaci che servono a curare le persone che hanno effetti collaterali di queste cose. Quindi è perfetto. Il caso dei cereali, Sì, ad esempio, sì. no, delle intolleranze, Sì. celiachie, eccetera, eccetera, sono un problema che non esiste nei paesi in via di sviluppo. Non esistono intolleranze al glutine in paesi in via di sviluppo. Perché? Perché lì hanno i semi che hanno, cioè stiamo parlando Sì, certo, ovviamente dei quindi paesi un po' arretrati, tra virgolette. Esistono qui, perché qui dagli anni 20 in poi si è cominciato a bombardare il grano perché producesse meno paglia e più spiga, quindi facesse una resa maggiore di seme, no? Che poi diventa farina. certo. E per aumentare il tenore di glutine, perché poi industrializzando il settore agroalimentare c'era Certo. bisogno di farine più elastiche, più tenessero di performanti, più e eccetera, che eccetera. certo. Quindi, Quindi è fantastico. Quindi insomma, manteniamoci, diciamo, con i piedi per terra. esatto, fidiamoci Potrebbe della essere. natura. Fidiamoci della natura, fidiamoci del nostro cuore, e credo che sia la cosa da fare sempre, la cosa migliore per tutti, insomma, con amore verso la terra. Certo, Ecco, almeno e noi. anche verso noi stessi, Beh, perché assolutamente. ciò che facciamo alla Sì. terra lo facciamo noi stessi. Assolutamente, assolutamente. Bene, Claudio, ti lascio andare, anche se questa conversazione è stata molto istruttiva e illuminante. Ti ringrazio davvero tanto della testimonianza che ci hai portato, e quindi buon lavoro per tutta la tua attività bellissima per la terra. Grazie, Grazie a grazie. te. Benessere Community. Immagina un luogo dove il tuo benessere incontra l'esperienza, dove antiche discipline si fondono con le tecnologie più avanzate. un luogo che connette professionisti del benessere, centri di sviluppo, esperienze di bioturismo, centri medici, accademie di formazione. Chi promuove il benessere attraverso il cibo, con chiunque cerchi un equilibrio tra corpo, mente e anima. Benessere Community non è solo una piattaforma, è una visione. Uno spazio dove scoprire percorsi, creare connessioni autentiche e crescere insieme. Con il nuovo anno vedrà la luce un progetto che trasformerà il tuo modo di vivere il benessere, unendo tradizione e innovazione in un'esperienza unica. Che tu sia un professionista, un centro specializzato, un promotore del benessere o un viaggiatore in cerca di armonia, Benessere Community è il punto d'incontro per costruire insieme un futuro migliore. scopri, condividi,
Cresci. Il tuo benessere è la nostra missione. Esiste un fenomeno in crescita che spesso viene sottovalutato, il single per scelta dopo i 50 anni. Sempre più persone, uomini e donne, dopo aver vissuto una relazione o un matrimonio, scelgono di restare soli e lo fanno con serenità e consapevolezza. Immaginate un mondo in cui la solitudine non è più vista come un segno di fallimento o di tristezza, ma come una scelta di libertà e benessere. Eppure, questa è la realtà per molti over 50. Sempre più persone, dopo divorzio o separazione, decidono di non intraprendere più una nuova convivenza. Al contrario, godono dei benefici che una vita indipendente può offrire. Spazi propri, routine personalizzate e una rete di amicizie solide che sostituiscono il bisogno di un partner fisso. E sebbene vivere in coppia venga ancora spesso associato a una vita più felice, uno studio condotto in Germania ha dimostrato che i single sopra i 50 anni, che hanno raggiunto un certo equilibrio, mostrano livelli di soddisfazione simili a chi è in coppia. Anzi, spesso sono addirittura più soddisfatti perché godono di una maggiore autonomia, di una rete sociale ricca e di una solidità economica che li rende indipendenti da qualsiasi altra persona. Quello che succede è che una volta raggiunta questa indipendenza, molti di loro non sono più disposti a cambiare le proprie abitudini, non sono interessati a tornare a convivere nemmeno quando incontrano un nuovo partner. E questo non è un segno di isolamento, ma di una consapevolezza del proprio benessere e della propria capacità di vivere da soli e di godersi ogni momento della vita. Perché, e qui sta il punto importante, la solitudine non è necessariamente sinonimo di isolamento, è invece un'opportunità per focalizzarsi su se stessi, sul proprio benessere, sulla propria crescita personale, e questo si riflette anche nelle relazioni sociali. Le amicizie infatti assumono un ruolo ancora più importante in queste fasi della vita. Chi vive da solo, ma ha amici su cui contare, si sente parte di una rete di sostegno che rende la solitudine meno solitaria. Anzi, può essere un vero e proprio vantaggio per la propria serenità. Sì, la solitudine consapevole può essere un modo di vivere felice, a patto di costruire relazioni sane, di mantenere la propria indipendenza emotiva e di non trascurare mai la propria salute. Le persone che hanno trovato il giusto equilibrio nella solitudine sono spesso anche quelle che si dedicano a passioni, hobby e a un lavoro che li soddisfa, sono più libere di esplorare ciò che amano senza dover fare compromessi. E le ricerche sono chiare: la solitudine consapevole, in particolare quando si è in salute e si ha una buona condizione economica, non è una condizione da temere, al contrario, è una strada che porta alla libertà, alla serenità e soprattutto alla possibilità di vivere secondo le proprie regole senza l'obbligo di adattarsi ad un altro. Quindi, se vi trovate in una fase della vita in cui non avete più voglia di compromettere, tra virgolette, la vostra felicità in una relazione di convivenza, sappiate che non siete soli. Sempre più persone in tutto il mondo stanno vivendo questa nuova forma di benessere in cui la solitudine non è un peso ma una risorsa per crescere, per godersi la vita al massimo e per costruire un futuro sereno dove l'indipendenza non è mai sinonimo di solitudine, ma di libertà e soddisfazione. E se vi state chiedendo se la solitudine possa essere una scelta felice anche per voi, la risposta è che la solitudine consapevole è una forma di libertà che vi potrebbe permettere di essere la versione di voi stessi senza dover accontentarvi di meno. E adesso affrontiamo un problema del lavoro, che poi problema potrebbe anche non essere: il job hopping. In Italia si sta assistendo a un cambiamento nella mentalità riguardo al mondo del lavoro. Ascoltiamo allora di cosa si tratta nel nostro servizio. In Italia si sta assistendo a un cambiamento nella mentalità riguardo al mondo del lavoro. Secondo una ricerca condotta dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro e riportata da Il Sole 24 Ore nel 2023, il numero di lavoratori che hanno cambiato azienda almeno 2 volte in un periodo di 24 mesi è in costante aumento. Un trend confermato anche da LinkedIn, che ha rilevato che Millennial e Gen Z hanno mediamente ricoperto 4,2 posti di lavoro nei primi 10 anni della loro carriera. Questa pratica, conosciuta come job hopping, sta prendendo piede non solo all'estero, ma anche in Italia, dove iniziano a cambiare i vecchi paradigmi legati alla stabilità lavorativa. Fino a qualche anno fa, nel nostro paese, la permanenza breve nelle aziende veniva considerata un segnale di inaffidabilità. Oggi però, secondo Silvia Fiori, executive di una società internazionale di headhunting,
le aziende italiane stanno cominciando a comprendere le ragioni dietro questo fenomeno. Se prima i cambi di lavoro frequenti venivano visti come un errore o una mancanza di serietà, ora si riconosce che per le nuove generazioni rappresentano un'opportunità di crescita professionale e personale. Le piccole e medie imprese italiane, spesso a conduzione familiare, sono tradizionalmente legate alla figura del posto fisso, che veniva considerato sinonimo di stabilità e affidabilità. Questa mentalità, che caratterizza principalmente la generazione X e i boomers, ha creato un contrasto con le aspettative delle nuove generazioni, che sono alla ricerca di opportunità che offrano non solo un buon salario, ma anche possibilità di sviluppo e un equilibrio tra vita privata e carriera. Questa trasformazione è anche legata a cambiamenti demografici. L'Italia è la seconda nazione più longeva al mondo, con una crescente popolazione over 65, come confermano i dati del Ministero della Salute. Al contempo, i settori IT, tech e ingegneristico stanno vivendo una carenza di personale qualificato, alimentando ulteriormente il fenomeno del job hopping. La scarsità di profili professionali rende la domanda superiore all'offerta, favorendo il cambiamento frequente di lavoro, al contrario di altri settori più stabili come quello bancario. La sfida per le aziende italiane è quella di colmare il gap tra le diverse generazioni e le loro aspettative professionali. I giovani professionisti richiedono compensi adeguati, opportunità di carriera e ambienti di lavoro che promuovano un sano equilibrio tra vita personale e professionale. In questo contesto, i recruiters e i professionisti delle risorse umane devono diventare mediatori culturali, favorendo un dialogo che possa coniugare le esigenze individuali con la sostenibilità aziendale. In definitiva, il fenomeno del job hopping rappresenta una sfida, ma anche un'opportunità per le aziende italiane di evolvere e adattarsi ai tempi. Le nuove generazioni non sono più disposte a sacrificare il proprio benessere in cambio di un impiego a vita. Immagina di parlare con qualcuno che ti è vicino, qualcuno con cui pensi di avere una relazione speciale, ma ti accorgi che nonostante stiate parlando non riuscite davvero a capirvi. Perché accade questo? Luigi Pirandello, con la sua brillante penna, lo spiegava perfettamente. Crediamo di intenderci, non ci intendiamo mai. Queste parole, tratte da 6 personaggi in cerca d'autore, ci aprono gli occhi su una verità fondamentale. Le parole che pronunciamo non sono mai universali. Ogni persona che ci ascolta le interpreta attraverso i suoi filtri personali, il suo vissuto, le sue emozioni e a volte anche le sue paure. Ecco il primo grande ostacolo alla comunicazione autentica. La percezione che ognuno ha del mondo è unica, ma crediamo che sia la stessa per tutti. La difficoltà di capirsi, di essere davvero compresi, è alla base di tante difficoltà nelle relazioni. Ma cosa significa veramente essere capiti? Non si tratta solo di ricevere una risposta, di avere qualcuno che ci ascolta, ma di sentirsi veramente accolti nella nostra complessità, nelle nostre sfumature più intime, nei nostri silenzi e nelle nostre emozioni più profonde. La non presenza è una delle cause principali delle difficoltà a comunicare. Quando ci relazioniamo con gli altri, spesso facciamo come i computer che memorizzano una cache, una sorta di immagine mentale dell'altro. Questa immagine ci permette di risparmiare tempo e fatica, ma ci fa perdere di vista la persona che abbiamo davanti. Ci mettiamo a rispondere a ciò che pensiamo che l'altro voglia dire invece di ascoltarlo veramente, e questa è una trappola davvero insidiosa, perché mentre crediamo di comprendere l'altro lo stiamo solo vedendo attraverso il nostro filtro. Essere presenti invece significa vivere il momento, non anticipare o cercare risposte veloci, ma scegliere consapevolmente di ascoltare senza pregiudizi, senza giudicare, senza la fretta di trovare una soluzione. Significa scoprire l'altro attimo per attimo, con una mente aperta e un cuore pronto ad accogliere ciò che davvero è. Ma per farlo dobbiamo allenarci all'ascolto empatico, che è tutt'altro che naturale nell'era della distrazione continua. La nostra mente è spesso altrove, intrappolata nelle 1000 preoccupazioni quotidiane, e perdiamo di vista ciò che sta accadendo in tempo reale. Questo distacco dalla presenza non riguarda solo la qualità dell'ascolto, ma anche il modo in cui vediamo gli altri. Spesso parliamo e interagiamo con una versione mentale della persona, una copia, un'immagine stereotipata che abbiamo costruito nel tempo, e così facendo ci perdiamo il bello e la complessità che quella persona porta con sé. Non ci rendiamo conto che dietro ogni gesto, ogni parola, c'è un
un mondo che merita di essere visto, compreso e accettato. Il passo fondamentale per superare questa trappola è il rilascio dei preconcetti. Dobbiamo permettere a noi stessi e agli altri di essere come sono, senza cercare di incasellarli in etichette che ci siamo costruiti noi. Ma la domanda sorge spontanea: come possiamo ascoltare veramente se non ascoltiamo nemmeno noi stessi? Se non accettiamo le nostre fragilità, le nostre imperfezioni, come possiamo permettere a qualcun altro di fare altrettanto? Accettare se stessi, abbracciare la nostra interezza, significa aprirci agli altri con sincerità. Quando non accettiamo noi stessi, la nostra interazione con gli altri diventa parziale, restiamo bloccati in un ruolo che non ci appartiene veramente. Diventa difficile comunicare in modo autentico perché temiamo di essere giudicati. La nostra vera essenza resta nascosta e ci impedisce alle relazioni di essere veramente intime e significative. Dobbiamo imparare ad ascoltare noi stessi senza giudizio, senza paura, e solo così possiamo offrire agli altri uno spazio in cui si sentano accolti senza riserve. Questo è il primo passo per creare una relazione che non solo funziona, ma che si basa sulla comprensione profonda e sull'autenticità. Essere capiti è un atto di inclusione, come ci insegna il termine latino comprehendere, che significa afferrare con un senso di accoglienza e apertura. Significa che possiamo includere l'altro nella nostra realtà senza cambiarlo, ma semplicemente abbracciando la sua verità. Cercando uno spazio possiamo finalmente costruire relazioni vere, dove ognuno di noi è visto, ascoltato e soprattutto amato per ciò che è. Allora, in ogni relazione che intraprendiamo, ricordiamoci: la chiave non è parlare di più, ma ascoltare di più e soprattutto essere presenti. Se vogliamo davvero essere capiti, dobbiamo prima imparare a comprendere noi stessi con tutta la nostra complessità, e solo allora potremo aprire le porte a una comunicazione autentica e ricca, quella che rende ogni rapporto davvero speciale. Ora vediamo la presentazione di Sanremo 25, una collezione unica che racconta la storia della musica, della radio e dell'arte attraverso 8 opere di Alessandro Castagna a sostegno della nostra benessere community. Ogni immagine è un viaggio simbolico dove colori ed elementi visivi traducono emozioni profonde e momenti storici indimenticabili. Dal primo segnale radio alle voci che attraversano il tempo fino all'attesa della vittoria, Sanremo 25 celebra il legame tra suono, parola e immagine, un'arte che non solo rappresenta ma anticipa, lasciando un segno visivo nella memoria collettiva. Lancio subito la parola ad Alessandro Castagna, che ha realizzato sia lo scorso anno che quest'anno delle opere meravigliose, quindi a te Alessandro, poi torniamo in studio, cantiamo e poi ahimè ci salutiamo. Ciao Patrizia, grazie e un buongiorno a tutti gli ospiti di Studio News e Casa Sanremo. La mia ricerca artistica attraversa molteplici linguaggi. Sono un musicista, cantautore, poeta da oltre 35 anni, poi diventato un artista visivo e concettuale. Nel 2004 ho pubblicato il mio primo disco, Numero Zero, e da allora il mio percorso si è evoluto esplorando il rapporto tra arte, percezione emozionale e innovazione tecnologica, che sta dando vita a un progetto Musica che cura e che ci vedrà costruire una piattaforma di musica dedicata al benessere. Il mio lavoro quest'anno a Sanremo si è concentrato sulla trasformazione della musica in un'esperienza visiva. Con l'intelligenza complementare, addestramento etico dell'AI, ho creato un team di 3 diverse intelligenze generative per dare vita a queste 8 immagini, creando un ponte tra diversi ambienti artistici. Ma veniamo alle opere. Questa collezione è un vero e proprio viaggio attraverso il potere espressivo della musica e la sua capacità di connettere, trasformare e raccontare, emozionare. Le prime 5 le hai presentate tu nei giorni passati. Veniamo quindi a Vox Anime, opera che chiude la collezione ed è dedicata alla fine del viaggio. Il vincitore del festival è qui rappresentato come Sensei, il maestro del suono. Il canto non è più solo voce, ma un'essenza che si espande nell'universo. Il protagonista cavalca l'anima della musica, il leone, in piena sinergia con esso, dissolve la materia e trasforma ogni cosa, ogni divisione, ogni ostacolo in pura vibrazione. Il leone non è un semplice simbolo, ma la manifestazione della potenza della musica, la forza che catalizza, fonde e riconnette rispettando le unicità degli elementi. Poi c'è Struttura armonica, premio della critica.
Se il vincitore cavalca il suono nella sua forma più libera, struttura è il custode dell'analisi e della ricerca. Qui il protagonista è Desci, colui che non si limita ad eseguire ma studia, esplora e costruisce. L'opera, con il suo linguaggio astratto e geometrico, rappresenta la musica non come flusso, ma come fondazione, dove ogni elemento si interseca e si completa in un'armonia che non si impone, ma si costruisce. Il gesto dell'attore indica un percorso, dove andare o da dove si viene. E alla fine è immancabile Quando diventerai bambina, opera speciale per Simone Cristicchi. Quest'opera è un tributo alla canzone di Simone. L'immagine rappresenta il momento preciso nella vita in cui il tempo si riavvolge. La madre torna bambina, chiudendo un cerchio di cura e amore, insegnandoci a valorizzare ogni minimo frammento della nostra esistenza in relazione agli incontri d'anime più importanti, rilevando come l'essenza della vita sia un continuo ritorno alle origini. Il ricavato della loro diffusione in NFT andrà a sostegno della Benessere Community, un progetto che nasce per promuovere il benessere attraverso la connessione tra professionisti, artisti e ricercatori e chi cerca il benessere in tutte le sue forme. La collezione Sanremo 25 diventa così un modello di economia circolare, in cui l'arte diventa strumento attivo di crescita e supporto per iniziative concrete. Un saluto e un grazie immenso a Patrizia, agli autori, ai tecnici e a tutti quelli che ci hanno seguito e, come dice Patrizia Landini in Equilibri Umani, in attesa di rincontrarci, amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma ad un nuovo benessere. State bene e grazie. Grazie Alessandro, davvero ci siamo emozionati, io ho i brividi personalmente, ma anche Numa, Andrea, il pubblico era attentissimo, silenzioso, sei riuscito ad ottenere veramente una cosa meravigliosa, bello davvero. Numa. Namaste. E prima di salutarci, Andrea, vuoi dire due cose? Perché Alessandro ci ha accompagnato in questi anni insieme, quindi oggi è stata un'ulteriore scoperta per te di Alessandro. Beh sì, molto profondo. Poi io su quest'ultima opera mi sono emozionato particolarmente perché purtroppo il tema della demenza senile e dell'Alzheimer nella mia famiglia è un tema molto presente. Io ho perso una nonna e una zia e si commuove giustamente. Un applauso anche a questi momenti di commozione che vanno ancora e sempre vissuti. Ne abbiamo già parlato, ma dopo che Meta ha rimosso oltre 116.000 account collegati a truffe romantiche, in redazione arrivano richieste per come fare a proteggersi e allora è davvero il caso di non spegnere l'attenzione su un fenomeno che, purtroppo, sta diventando sempre più comune, le truffe romantiche. Queste truffe sfruttano le emozioni delle persone e attraverso l'inganno cercano di sottrarre denaro e beni, trasformando un gesto di affetto in un'opportunità per truffatori senza scrupoli. Secondo Meta, la compagnia che gestisce Facebook e Instagram, solo nei primi mesi del 2025 sono stati rimossi oltre 116.000 account legati a queste frodi e questo è solo l'inizio. Nel 2024 erano già stati eliminati più di 408.000 account sospetti. Truffatori che si mascherano da soldati americani, da celebrità o persone di successo e che iniziano a interagire con le vittime in modo apparentemente genuino. In realtà lo scopo è sempre lo stesso: ottenere denaro attraverso carte regalo, criptovalute o altri pagamenti. Queste truffe sono particolarmente insidiose perché giocano su un terreno emotivo molto potente: l'amore, la solitudine e il desiderio di connessione. Ma non è solo una questione di falsi profili e storie inventate. Oggi la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, ha reso il tutto molto più difficile da riconoscere. Gli strumenti di AI come i deepfake permettono ai truffatori di creare identità virtuali convincenti, fino a simulare volti e voci in videochiamate. In pratica possono costruire un personaggio credibile che si trasforma dinamicamente durante una conversazione, senza che ci sia alcun coinvolgimento umano diretto. Questo rende le truffe ancora più pericolose perché le persone si sentono coinvolte emotivamente in una relazione che non
esiste. Come possiamo difenderci? Innanzitutto con consapevolezza e precauzione. Bisogna fare attenzione a chi si incontra online. Se qualcuno che non conoscete vi chiede di inviare denaro, carte regalo, criptovalute, è probabile che stiate affrontando una truffa. Un altro segnale d'allarme è l'urgenza. Spesso i truffatori cercano di accelerare il processo, creando una situazione che sembri urgente o che non possa aspettare. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Inoltre dobbiamo imparare a utilizzare gli strumenti tecnologici per proteggere la nostra privacy. Quindi non condividete mai e poi mai informazioni personali come numeri di carte di credito, password, in chat con persone che non conoscete. E se vi sentite a disagio o sospettate che qualcosa non vada, non esitate a segnalarlo alle piattaforme come Facebook, Instagram, WhatsApp e rivolgervi prontamente alle forze dell'ordine che sapranno valutare subito il grado del problema. Infine ricordiamo che dietro ogni truffa c'è un manipolatore o peggio un gruppo criminale che sta cercando di sfruttare le emozioni degli altri per guadagnarci. Il messaggio che voglio lanciare oggi è che l'amore non deve mai essere una merce e che nessuno dovrebbe chiedervi denaro in cambio di un sentimento che dovrebbe essere puro e sincero. Restiamo vigili e soprattutto difendiamo la nostra serenità e sicurezza, tanto online quanto nella vita reale, senza restare in silenzio per paura di un eventuale giudizio altrui. E adesso dal nostro archivio un'insolita intervista che ricordo con grande piacere a Bugo. Abbiamo parlato di tante cose ben prima del suo Sanremo. I nuovi rimedi per la miopia è comunque un album che tratta di moltissimi temi, tra cui anche quello della religione. E quindi da dove è nata l'idea appunto di questo lavoro e quali sono i tuoi rimedi per la miopia? Quali sono i miei rimedi? Ho qualche idea, non so se sono giusti, non so se non voglio indicare agli altri quali sono. Io da quando faccio musica per me è tutto un rimedio. Io avrei potuto chiamare tutti i miei dischi nuovi rimedi per la miopia, perché per me far musica, cercare di essere un artista, perché per me è un percorso di una vita, cercare di essere un artista è già un rimedio. È già un modo per vivere meglio, è già un modo per superare la miopia. E a questo giro l'ho chiamato così perché è un disco diverso da quello precedente che si chiamava Contatti, quindi a me piace fare dei netti cambiamenti di stile tra un disco e un altro, e sono arrivato a un titolo abbastanza lungo, abbastanza impegnativo. No? È un titolo importante. Importante anche per quello che dico nell'album. Poi tu hai citato il tema religioso, in realtà il tema religioso è uno dei temi che tratto, ma non è neanche il più importante, forse è quello che colpisce di più, perché in Italia quando tratti certe tematiche sei sempre un po' sotto riflettore, no? Sì. Però io nella mia carriera ho scritto in realtà 3-4 brani che toccano quel tema lì, no? Quindi sono pochi rispetto poi a tutti. Destano però sempre un po' di adesso interesse chiaramente, perché come dicevo prima, volenti o nolenti viviamo in uno stato dove il Vaticano è vicino, quindi insomma, ci siamo in mezzo, insomma. I tuoi album non si somigliano tra loro e probabilmente sono più i tuoi testi a creare la tua identità di artista che non il genere musicale in se stesso. E tu, se dovessi trovare un termine, ti hanno definito anche un fantautore, ma per te stesso che termine useresti? La fantasia non mi dispiace, sinceramente. È una cosa che ha inventato un giornalista nel 2003-2004. Non mi dispiace perché comunque tiene dentro la parola cantautore, perché alla fine io sono un cantautore, sono canzoni con la chitarra e le canto, no? Però vabbè, c'è questa F così da un'idea anche fantasiosa. Immagino fosse quello. Fantascienza, fanta. Quindi ci sta dentro tante cose. Insomma, è un po' interessante. Io mi considero un autore, perché per me fare musica è un modo come un altro per trovare delle idee per andare avanti. Io lo faccio con la musica. E i tuoi fans sono veramente, cioè ti amano veramente molto. Non tutti, ma però chi ti ama davvero. Che mi odia davvero. Ma vabbè. Però in ogni caso va bene così, perché desti questa. Perché non faccio quello che vogliono gli altri, credo.
Io fin dall'inizio mi sono sempre posto il più possibile me stesso, con tutti i miei pregi, ma anche con i grandi difetti che ho. Cioè, però non sono ruffiano e quindi non faccio dischi per accontentare gli altri. Però la cosa che mi stupisce, che devo dirti, è che ancora dopo 8 dischi mi dicono: ma come hai cambiato il genere? Ma, cioè, sono dall'inizio che siamo così complessi che ci vuole una vita per raccontarsi o raccontare quello che succede nel mondo. Quindi a me mi ci vuole tanto tempo, forse anche per essere capito, perché forse ci vorrà un po' più di tempo. Però ripeto, la cosa che mi stupisce è che ancora certe persone mi dicono: ma come hai fatto un disco diverso? Ma ragazzi, sono 8 dischi che cerco di cambiare, però ci sono anche molti ragazzi che apprezzano questa cosa, quindi sicuramente sono molto contento. Sì. Quale musica ascolti quando non ascolti te stesso? Non ascolto mai me stesso, ma non sono un grande ascoltatore di musica, sai? No. Non ho vinili, tutta la mia musica dentro un PC. Non ho mai avuto vinili, non so come dire, perché io vengo comunque, sono del 73, quindi io vengo da una generazione che quando ero piccolino ne avevo in casa, però non ho mai collezionato. Poi è arrivato il CD, quindi io ho vissuto anche il vinile. Però qui non amo il supporto. Non mi interessa se sia vinile, CD o MP3. Musica live, insomma. No, mi interessa la canzone. O la canzone. Mi interessa la canzone, tu puoi farla anche sul vinile la canzone, ma se la canzone fa schifo anche se il vinile è più bello. Quindi, no, è una cosa che ci tengo a sottolineare, perché spesso il contenuto diventa più importante del contenuto. Vero. E quindi non sono un grande ascoltatore di musica, però insomma ti potrei dire anche i gruppi che mi piacciono. Ce n'è uno che... I Kasabian, è un gruppo internazionale che mi piace molto. Sei italiano, dico i Cani. È un gruppo nuovo che è uscito l'anno scorso. Che ascolteremo allora volentieri. Però anche Giovanotti mi piace molto, anche Vasco Rossi mi piace. L'ultima cosa che ti chiedo, che libro hai sul comodino, se hai un libro sul comodino? Così come non sono un grande ascoltatore di musica, non sono un grande lettore. Ed è vero, credimi, sono 2 anni che non leggo un libro, non ho voglia. Non ho voglia di leggere. Vale anche per la creatività, sono un artista corrente a terra, non scrivo sempre. Ci sono dei periodi che non scrivo, non faccio niente. Bello. Lo stesso vale per la musica che ascolto e per i libri che leggo. Intanto c'è uno scrittore che io adoro tanto che si chiama Henry Miller. Sì. Che lui diceva, che lui era uno scrittore, però diceva: non è importante leggere i libri per essere uno scrittore. Bisogna vivere. E quindi tu appunto facendo così poi componi anche la tua musica, quindi non è necessario... Secondo me non è necessario cibarsi di troppa cultura per creare. Ecco, almeno per me è così. Francescana, come teoria francescana. Sì, in che senso? Per San Francesco meno sai e più sei vicino. Non lo sapevo, Francesco era Mi ha così figo. Colpito molto, è vero. Vabbè, però sono un po' così, è vero, sì, perché per me la vita è molto più interessante della cultura. Non mi interessa la cultura. Grazie mille, Ugo. Grazie a voi. Le 100 strade più belle d'Italia, un viaggio tra storia, cultura e paesaggi. Alla BIT di Milano è stato presentato un progetto che rappresenta un salto di qualità per il turismo sostenibile in Italia, unendo bellezza, cultura e la riscoperta di paesaggi straordinari. Le 100 strade più belle d'Italia è un'iniziativa che non solo certifica il valore dei percorsi che attraversano la nostra penisola, ma propone un nuovo modo di viaggiare, lontano dal caos delle destinazioni affollate. Le strade, si sa, sono molto più che semplici collegamenti, sono luoghi dove il viaggio diventa esperienza, dove ogni curva nasconde una storia, ogni paesaggio racconta il volto più autentico del nostro bel paese. Un viaggio che si tinge dei colori delle campagne, delle montagne, delle coste, ma che soprattutto si concentra sull'incontro con le piccole realtà che fanno grande l'Italia, i borghi, le trattorie di campagna, le antiche ville storiche. Percorsi che ci invitano a fermarci, a prendere fiato, a riconoscere il valore della lentezza e della contemplazione. Certificare le strade più belle d'Italia, afferma Fiorello Primi, presidente dei Borghi più belli d'Italia, non significa solo proteggere i paesaggi, ma anche tutto ciò che di prezioso troviamo lungo questi percorsi. I borghi, i luoghi di produzione che sono il cuore pulsante della tradizione gastronomica e artigianale del nostro paese.
Ogni strada è un invito a scoprire un'Italia che va oltre la meta, è un invito a vivere il viaggio come un'esperienza sensoriale, culturale, afferma. Con un forte impegno verso la sostenibilità, questo progetto nasce dal desiderio di promuovere un turismo che valorizzi i territori meno conosciuti, spesso trascurati dalla frenesia del turismo di massa. Le strade più belle d'Italia non sono solo un modo di vedere il paese, ma una nuova modalità di esperire la sua autenticità. Dall'auto alla bicicletta, a piedi o in moto, ogni viaggiatore potrà esplorare itinerari che sono veri e propri percorsi di scoperta, dove la bellezza del paesaggio e la storia si intrecciano, generando nuove connessioni e nuove emozioni. Il progetto, sostenuto dal Ministero del Turismo e patrocinato dalla Regione Lombardia, Enit, ANCI, UNCEM, UPI e Italea, punta a creare una rete di strade che raccontano l'Italia più nascosta, quella lontana dalle solite rotte turistiche. E la prima strada che verrà certificata è in Lombardia, un luogo che unisce la bellezza delle valli alpine e dei borghi antichi. La Lovere Teglio, un percorso che porta il viaggiatore attraverso paesaggi mozzafiato, dal lago d'Iseo alle montagne della Valtellina, offrendo scorci che sembrano dipinti da un maestro. Questo progetto è un segno della crescente attenzione che la Lombardia riserva alle sue realtà più autentiche, commenta Barbara Mazzali, assessore al turismo della Regione Lombardia. Non solo Milano, ma anche le piccole perle di questa regione, che oggi vengono finalmente messe sotto i riflettori, sono pronte a raccontare la loro storia. Siamo di fronte quindi a una proposta che non riguarda solo i turisti, ma tutti noi, come italiani, che possiamo riscoprire e valorizzare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico. Questo è il tipo di viaggio che si fa con il cuore, dove ogni strada ci racconta una storia, ogni sosta ci regala un'esperienza che arricchisce l'anima. Un viaggio che non si limita a scoprire, ma che ci invita anche a rispettare, proteggere e apprezzare ciò che rende unica l'Italia, il suo paesaggio, la sua cultura e soprattutto le persone che vivono e custodiscono queste meravigliose terre. Le 100 strade più belle d'Italia non sono quindi solo un progetto turistico, sono il modo migliore per vivere l'Italia, rispettarla e lasciarsi ispirare dalla sua immensa bellezza. Il futuro del turismo è lento, è profondo, è un viaggio che nasce dalla consapevolezza e dal rispetto, un viaggio da fare con i sensi ma anche con il cuore, e oggi, grazie a questo progetto, abbiamo l'occasione di intraprenderlo. Eccoci arrivati alla conclusione di puntata. Abbiamo parlato di miti e verità sulla vitamina C, dell'essere single per scelta dopo i 50 anni e dell'essere capiti, in più del pericolo delle truffe romantiche, come riconoscerle e proteggersi, e poi le 100 strade più belle d'Italia, un viaggio tra storia, cultura e personaggi, e poi di job hopping, cambiare lavoro per crescere, e della presentazione della collezione Sanremo 25, 8 opere di Alessandro Castagna. Ringrazio di cuore il nostro ospite Claudio Umu Bizzotto. Continuate a seguirci, la prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale, all'evoluzione e altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio, facciamoli insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita e armonia e fino alla prossima amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.